Un percorso agonistico incredibile, 4 gare di Coppa Europa conquistando quest'anno 2 medaglie d'oro e d'argento, di seguito il titolo italiano di categoria, poi da ultimo a Bari in Montenegro ha conquistato il più alto premio. Quali emozioni si provano con tutti questi premi? Delle emozioni veramente grandi, ti senti proprio soddisfatta con tutta te stessa, veramente al 100%, perché senti che dopo tante fatiche, tanto sacrificio, tanto duro lavoro, insomma, vieni ripagata. E poi insomma la medaglia dell'Europeo all'inizio non ci credevo molto neanch'io, però poi confrontandola con le altre capisci che è fatta di tutto un altro materiale, insomma, tutta un'altra soddisfazione. 16 anni, giovanissima, ma quanto sacrificio c'è dietro questo risultato? Quanto ti alleni? Mi alleno tutti i giorni, insomma, venendo 3 volte qui a Vittoria ad allenarmi, poi il resto faccio sempre dei programmi a casa, però insomma ci vuole tanto duro lavoro, tanti sacrifici, però alla fine ogni cosa ti soddisfa e ti senti veramente contenta. È uno sport che consiglieresti anche ai tuoi coetanei? Sì, io mi trovo veramente bene con judo. Verso l'inizio della scuola non avevo potuto andare molto in palestra perché mi ero rotta il legamento del ginocchio e quindi stavo riprendendo con la riabilitazione e quindi non potevo fare judo subito, però all'inizio sentivo che mi mancava qualcosa, sentivo proprio che volevo fare judo, insomma. Quindi lo consiglio a tutti perché è uno sport veramente che ti insegna veramente tante cose. Prossimi obiettivi per il futuro? Le Olimpiadi forse? Le Olimpiadi penso io siano il sogno di ogni atleta, ci vuole tanto lavoro arrivare fin lì, però dai, la strada è quella giusta, quindi speriamo di arrivarci, insomma.